In effetti, il 14 ottobre si è già formato un governo nazionale cecoslovacco all'interno dell'impero austriaco che ha dichiarato guerra all'Austria. La Croazia, regione dell'impero austriaco, sta negoziando con la Serbia, paese nemico, per creare la Jugoslavia. Il 28 ottobre è proclamata la Cecoslovacchia indipendente. Il 29 ottobre è proclamata la Jugoslavia. Il 31 ottobre l'Ungheria si proclama indipendente. Questo è quello che succede nel corso del mese di ottobre. Da noi, il 12 ottobre, si è fatta la riunione per decidere quando cominciare l'attacco. Hanno deciso, lo cominciamo il 18 ottobre, senza fretta per l'appunto. Si scoprirà in seguito che i parlamentari austriaci, designati per venire a chiederci l'armistizio, erano pronti già dal 13 ottobre. Le loro credenziali